Pazienti, famiglie e personale medico riuniti nella preghiera Nostra Signora del Carmine. Ieri pomeriggio sul piazzale davanti all'ospedale di Lavagna si è svolto un momento speciale promosso dalla Cappellania del Nosocomio in onore della patrona della città. Ai presenti è stata donata la medaglietta miracolosa, molto nota, legata ad un'apparizione avvenuta a Parigi, segno della tenerezza di Maria verso la sofferenza. La Madonna ci cura però, sì, è una presenza materna che ha un'attenzione di cura verso di noi e credo che di questa attenzione con tenerezza ne abbiamo bisogno nel momento in cui ci sentiamo più fragili, più deboli, essere un po' custoditi. Pregare insieme ha permesso di riflettere sull'importanza di aver cura dell'altro, un atteggiamento che può iniziare solo riconoscendo le proprie ferite e difficoltà. La mia ferita non è uguale a quella dell'altro, non posso dire ti capisco perché ognuno ha la sua ferita, ma che io ho le mie e l'altro ha le sue, in questo c'è qualcosa in cui possiamo capirci. Riconoscere di essere feriti e di essere amabili nelle ferite ci permette poi di prenderci cura dell'altro e riscoprire che in questo troviamo il senso della vita, che non è l'egoismo, la carriera, la forza, che in realtà ci rende felici, ma proprio questo prendersi cura gli uni degli altri. Per lei che comunque con il suo lavoro si prende quotidianamente cura delle persone, cosa significa prendersi cura attraverso la preghiera? La preghiera arriva un po' dove non arriva tutto il resto, dove non arrivano le nostre forze, dove non arrivano i farmaci, dove a volte non arriva neanche la volontà, a volte di fronte a certe situazioni non si sa proprio cosa dire, ecco, e allora non si può fare altro che stare lì pregando, custodendo la situazione, la persona.